A 11 anni? A 11 anni, no? Cominciava a dipingere. 12 anni. A 12. Nel 1925. Oppure... Ma Ho 85 anni che dipingo e ora che ho 98 anni ancora faccio qualche cosa. qui si ti insegnava come dipingere? Un mio parente Di Mauro Vincenzo, un professore che si occhi bravo, in particolar modo nel comporre i colori. I musicali, Era spettacolare. È venuto, ora è morto poverino, Carlo Levi. Mi diceva Domenico, non vado a Catania se non prima vengo a visitare i tuoi lavori. Sì, triste Carlo. Io mi hai giocare per 100 lire che carretera, tu fai una tela. Mi disse, non importa, importa che quando guardi un lavoro l'occhio riposa, l'occhio godi. Poi è venuto Salvatore Fiume, è venuto Corrado Cai e tante personalità. Ultimamente è venuto un professore d'università di Roma che insegna nell'Accademia di Belle Arti. Mi disse, collega, lei fa un pittore di carette? No, io insegno a Roma all'Accademia. E disse, allora perché si mette a scherzare? Io faccio l'artigiano tanto per vivere. No, dice, io sono venuto da Roma proprio per lei. Ho bisogno di un suo lavoro su tela che lo devo mettere dove insegno. Per dipingere ci vuole proprio la passione, ci vuole uno che deve essere dedicato, perché se non fa questi lavori non vale niente. Come oggi per oggi, vedi, quest'arte è morta, dici, perché non c'è, ci sono un poco di ragazzi che cercano di fare qualche cosa, ma fanno porcherie e difatti come c'è una mostra e ci sono io, e allora non ci va nessuno, perché ma io non ci potevo interessa. Ora a Catania i ciminieri, nei minoriti, ma è una cosa. Ne impazzire proprio, dice perché impazzire? Perché venivano tutti i turisti e c'erano altri pittori, ne guardavano e venivano dove c'era io che dipingevo. Ma che sto che c'avevo? Un miele! Quando io ero al maestro a imparare, c'erano altri 10 allievi. sì. Di tutti questi allievi nessuno fu capace di poter. Un giorno il mio maestro dice, senti, vieni qua, pigliavo uno di questi e mi dice, tu fai questo e a un altro che fa quello. E io iniziai, poi è venuto, senza dire niente, ha preso una spazzola e quella che aveva fatto che io l'ha cancellata. Dice, io mi preoccupai, disse, vuole magari che il mio non so qua. Dice, chi non mi vuole, non mi può vivere la mia. Non è vero. Fummo invitati a Milano dell'UNESCO e c'erano i pittori palermitani. C'era un grandissimo, bravissimo architetto e pittore. Dice, mi dovete fare la cortesia di completare perché io a mezzogiorno devo fare l'intervento.
iniziai, feci un disegno, una battaglia, uno c'era Angelo con Orlando, all'11:30 spuntavo io e toglievo e ho cominciato a fare la così. Dice, guai cerca. Non ne posso più. Fratello e Ducato, venite qua. Erano i pittori di Bagheria. Guardate, qui ci troviamo non di fronte a un artigiano, ma questo è un artista. Hanno madre ci siamo da un'altra scuola. E dice, De Mauro, pomeriggio tu devi venire con me al Duomo di Milano e tu devi dipingere a me. Ma una mazza. Poi mi invitarono a Parigi. A Parigi in occasione della festa dell'umanità. Alla festa dell'umanità. Gentoni. Allora mi mise, ma che c'è? Se perde, se non manco un respiro, tu te ne vai. Questi sono i colori dei quadri. Sì. Questi sono i colori. E deve essere l'intonazione tra ruote e quadri e tutto. Sì. Perché se fai il quadro di un colore e le ruote di un altro colore, quindi è di parte perché questi che ci sono niente, non valgono niente. Ma io penso come parlando di verità, non ci sono retta per niente, dice perché mi metto io a parlare con questi che non capiscono, a perdere do tempo inutile. Pensare che c'erano state strade di carrette di cui c'erano state diverse case dipinte di me, ma non sono che un peccato che è in carretta, ma che sono quattro, non sono un carretto dipinto. Ma però la bellezza che c'ave è l'intonazione, l'armonia dei colori per poter guardare e stare. Vede, se guarda qua e vede le rose con lo stesso colore dei quadri. Guarda che faccio vedere. E c'è anche, guarda questo qua che razza di quadri. Sì. Noi non che giriamo perché niente. Questo l'ha dipinto di te. E adesso dopo, vai, aspetta, facciamo un po'. Il ratto delle Sabine. Come si chiama? Questo è il ratto delle Sabine con i romani. Sì. Poi c'è un aiuto per ritirare le donne, e le donne già avevano con questi. Questa è niente che ne esce dalle acque. Niente.
il fatto è questo. Ma chi è? È pitturato oppure è stampa? Sì. Questo è di pitturato. Andiamo. E questo è l'interno. Guarda, Sì? l'interno. E come si sceglie quali disegni si deve mettere? I disegni si scegliono così, il carrettiere porta il carro grezzo e io ci domando, ci dico, che cosa ci vuole fare nei quadri, scene teatrali, paladini, cavalleria rusticana. Lei quando vuole spendere? E allora il padre dice, sai, mi piacerebbe per morire in scene teatrali, la Carmen, la Traviata, Boemia, vabbè. Vede che vi costa tutto e quindi io che faccio il lavoro e come appena completo, altrimenti vedi i carettieri. La Sicilia. La Sicilia. Sì. Ma ancora non si usa il carretto come una volta. Ancora non si usa il carretto una volta come travaglio. Non ce n'è più carretto. Ma questo ti va triste? È finito. E infatti sta. Certe volte mi vengono a trovare non per fare la pittura del carretto, ma per fare qualche lavoro su tela, piccolo carretto. Non esiste più. Ma tu dipinti anche il moto ape? Il moto ape l'hai dipinto? Sì? Sì, tu? Sì. L'hai dipinto tu? No. No, solo carretto, ma non il moto ape. Tu sai, i carretti ci sono? No. No. La macchina. Il moto ape, quella che hai dipinto come un carretto. L'hai mai dipinto? Sì, ho dipinto, sai, che le tre rose, i lapi. Ce n'è una a Zano, che è a fine del mondo per tutta la Sicilia. L'hai fatto tu? Sì. A Radrano, in moto ape. Radrano. Penso che l'ho visto io. L'hai visto? Sì.